questo, così resta come sfondo, è una frase di dell'attuale ministro dell'economia, consigliere dell'economia svizzera. Il giorno è una parte del discorso tenuto il 1° agosto, giorno per la Svizzera importante perché è il cosiddetto Natale della Patria, in cui il paese ricorda il momento in cui fu fondato, il periodo in cui fu fondato. Quindi è una festa molto particolare, molto federalista, perché in realtà in ogni comune ci sono feste diverse. Ad unirli è solo la data, ma tutti festeggiano in maniera diversa il Natale della Patria. Anche questo è un segnale straordinario di federalismo applicato. Io vi racconterò allora qualcosa di pratico sulle suggestioni che ci ha lasciato Giancarlo e che sono arrivate da chi mi ha preceduto. Ho fatto come al solito un elenco di punti che sono stati toccati, poi vi racconterò anche qualcosa delle fusioni, delle aggregazioni comunali in Svizzera. Mi sono interessanti perché la Svizzera è un paese, se noi facciamo una proporzione della densità, il numero di comuni insomma, che abbiamo per territorio, Svizzera e Italia si assomigliano quasi. La Svizzera è partita con circa 3.200 comuni nel fine 800, è arrivata a fine 900 con circa 2.800 comuni, oggi ne ha 2.400, quindi c'è in atto, in un paese che da 700 anni vive sul federalismo, c'è in atto un percorso tutto sommato lento ma di progressiva fusione delle identità comunali. Che vuol dire? Io ho già detto impropriamente identità comunali, in realtà cosa succede? Si fondono, si aggregano questi comuni, scelgono soluzioni comuni per aspetti operativi e amministrativi, mantengono le identità, tanto è vero che anche tutta la fase di scelta del gonfalone, del vessillo, della bandiera eccetera è tutto concordato dal basso con i cittadini. È un processo interessantissimo, diciamo di democrazia quasi diretta, da noi ormai va molto di moda ma non l'applichiamo, da loro è una parte viva di quella tipologia di federalismo che è molto particolare, ma mi ha sempre detto, noi lo sosteniamo, anche molto interessante perché offre tanti spunti anche per noi, senza necessità di essere copiato. In questo processo di fusione, pensate, noi abbiamo, se non erro, l'articolo 132 della Costituzione, che norma un po' la parte dell'aggregazione, eccetera. Mi sembra sia il 132, come sono l'articolo corretto, no? Da loro non c'è nulla relativo alle aggregazioni comunali nella Costituzione federale. È tutto nelle costituzioni cantonali. Prima Giancarlo diceva i cantoni sono stati sovrani a tutti gli effetti, così sovrani che hanno delle carte costituzionali autonome, devono rientrare nelle linee guida date dalla Confederazione, ma di fatto ogni cantone, e se le si legge si vede che c'è molta diversità. Bene, l'aspetto di aggregazione comunale è di competenza esclusiva dei cantoni. La Confederazione non ci mette becco, è il cantone, sono i comuni, quindi dal basso, sono di tutti i cittadini, poi il comune in quanto entità, diciamo, definiamolo ente territoriale, ente pubblico, e infine il cantone, che danno vita al processo di aggregazione. Quindi è molto interessante perché già questo avviene davvero dal basso. Il nostro, lo sentivamo prima anche con l'intervento del sindaco, da noi è un processo ribaltato, è sempre comunque il centro, e sono molto d'accordo su questa visione sempre più centralista che abbiamo nel nostro paese, è sempre comunque il centro che decide che cosa può fare la periferia. Da loro è esattamente il contrario, quindi anche l'aggregazione nasce dal basso e viene portata avanti dal basso. Poi c'è un meccanismo di referendum consultivo che permette effettivamente ai cittadini di entrare nel processo decisionale, fino ad arrivare alle nuove elezioni con i nuovi organismi comunali. Tutto questo, come vi ho detto, i numeri ve li ho raccontati prima, ci sono voluti quasi 2 secoli per arrivare ad abbassare, quasi a ridurre di quasi 1000 unità la popolazione di comuni in questo paese. Ricordando che il comune è uno degli elementi costitutivi di quel federalismo, uno degli elementi classici, tipici di tutti i sistemi federali. In Svizzera ancora più evidente è proprio la semplicità organizzativa e la semplicità territoriale, che loro declinano nei 3 livelli base. Noi quanti ne abbiamo? 5 e non riusciamo neanche, ovviamente, non riusciamo a gestirle, non ci sorprende. Questo non vuol dire che anche loro non abbiano organismi intermedi, esistono le regioni per esempio, ma non hanno di fatto quell'elemento di fondo che è la sovranità.
I 3 livelli che abbiamo detto, livello comunale, livello cantonale, livello confederale, hanno sovranità, cioè dispongono di risorse proprie, raccolgono le risorse, le tengono sul proprio territorio. Questo è fondamentale. La ripartizione, lo diceva prima Giancarlo, è più o meno un terzo, un terzo, un terzo. Però tutti concorrono, hanno la possibilità di avere risorse. Vi dirò che anche nei processi di aggregazione la Confederazione ha fatto uno stanziamento molti anni fa, uno stanziamento quadro, per aiutare alcuni cantoni in difficoltà, ma spingendoli, orientandoli verso questo processo di aggregazione. Perché per loro l'aggregazione dei comuni consente di realizzare un altro importante, fondamentale articolo che hanno nella Costituzione, l'articolo sulla sostenibilità. Loro vogliono che il loro sistema federale sia sostenibile, con la classica definizione che viene data, la definizione che risale agli anni 70, cioè una sostenibilità declinata in chiave sociale, economica e ambientale. L'aggregazione comunale dovrebbe realizzare i 3 elementi della sostenibilità. Quindi si dice, quando i comuni sono troppo piccoli, Canton Ticino per esempio aveva, prima degli ultimi processi di aggregazione, il 70% dei comuni al di sotto dei 1000 abitanti. È chiaro che comuni così piccoli non erano in grado di produrre nulla. L'elemento, qual era l'effetto finale sul sistema generale? Quello di indebolire addirittura l'autonomia comunale. E allora di fronte a questo rischio si è detto preferiamo un processo di aggregazione che vi ho già descritto parte dal basso piuttosto che far perdere autonomia ad uno dei 3 livelli fondamentali che rappresentano il nostro sistema. Quindi vedete, anche in un processo che in teoria ci accomuna, che ritroviamo in parte in quella legge, in molti altri discorsi che sentiamo fare di frequente, la differenza è abissale. Veramente sono 2 paradigmi, 2 modi di ragionare radicalmente diversi. Le risorse, abbiamo sentito parlare di costi standard, di fabbisogni standard, sono concetti che ancora una volta sono frutto di una visione profondamente centralista che richiede un'omogeneizzazione sul territorio, ma non è un modo di valorizzare le diversità. Permettetemi, è una riflessione personale, ma è un errore metodologico. Cioè parlare di diversità, di autonomie locali in questi termini vuol dire non aver capito nulla. Io non ho bisogno di costi standard sul territorio nazionale, loro non li hanno. Hanno un sistema, e come loro tanti altri modelli federalisti, hanno un sistema di mete diverse addirittura da comune a comune, però hanno degli obiettivi, sono degli obiettivi comuni. Lasciano nell'autonomia comunale, cantonale, anche la decisione della scelta dello strumento di misura, che però si possa verificare e parametrare su dei risultati finali, che sono risultati concordati a livello, in questo caso, di confederazione. Quindi vedete anche da questo punto di vista, anche là dove utilizziamo degli strumenti di misura, quali sono cioè qual è la finalità? Sono davvero 2 mondi radicalmente diversi. Noi continuiamo a vedere anche gli aspetti locali con un'ottica senza ombra di dubbio centralista. È sempre il centro che scende e che dà. Pensate a tutta la discussione che c'è stata sulle competenze assegnate quando c'è stata la revisione del famoso articolo 5, eccetera. Miglio ha sempre sostenuto che il problema del federalismo non fosse per nulla legato alle competenze. La Svizzera lo dimostra, loro hanno fatto una revisione delle competenze cantonali, comunali e confederali, ma tutto sommato di un'entità modestissima. Perché? Perché alla base c'è già la profonda convinzione che si è davvero diversi e che il sistema federale, come è scritto là, con quel patto ci permette di rimanere uniti. Ma cosa ci tiene uniti nella totale diversità? Un obiettivo comune, che loro esplicitano in molti articoli particolari molto interessanti della Carta Costituzionale. Quindi la valorizzazione delle diversità passa innanzitutto dalla consapevolezza e dal rispetto che si è davvero diversi. Poi lo si declina, non voglio doverlo fare poi anche moltissimi interventi che ne parleranno a fondo, lo si declina come identità culturale, ma lo si declina come identità economica, identità fiscale, e via dicendo. Quindi in tutti gli ambiti del nostro vivere. E vedete che anche il principio di sovranità, che anche prima è stato citato,
affrontato in questa maniera ha un peso completamente diverso. Per noi il concetto di sovranità territoriale ormai ha perso di significato, perché l'unica sovranità che conosciamo è quella di Roma, resta quella di Roma, una sovranità profondamente centralizzata. Quindi per noi che siamo esterni vuol dire che arrivano le briciole, sì, la famosa inversione del flusso fiscale di cui si è parlato per tanto tempo negli ultimi 20 anni senza poterla realizzare. Ma perché non la si realizza? Perché alla base c'è un modo di pensare che non consente neanche di vedere questi modelli di funzionamento. Se io concepisco il centro come un moloco che non posso toccare, difficilmente andrò a immaginare che le periferie, chiamiamole periferie in proprio, che i territori possano essere davvero autonomi. Poi abbiamo parlato di montagna, dopo non voglio rubare troppo tempo, però 5 minuti poi faccio. Abbiamo parlato di montagna, anche da questo punto di vista il federalismo loro è molto interessante. Lo sapete, buona parte del territorio di quel paese è un territorio montuoso, quindi devono affrontare, ci sono cantoni che sono interamente montuosi. Da loro la parte del discorso di questi cantoni, l'aspetto di aggregazione comunale è diventato fondamentale anche per valorizzare le caratteristiche del territorio. C'è un cantone, il Canton Glarona, che è nella parte centrale della Svizzera, che aveva un buon numero di comuni, mi sembra 23 o 27. Morale, nell'arco di 10 anni c'è voluto un percorso molto lungo di contrattazione, diciamo così, tra le popolazioni, si è arrivati ad avere 3 soli comuni. Ma la scelta anche in questo caso è stata fatta per una ragione di sostenibilità ambientale, cioè ci si era resi conto che la pressione, la crescita, diciamo così, della popolazione portava a consumare lo stesso territorio. C'era il problema dell'armonizzazione delle reti di trasporto. Glarona è molto vicina a Zurigo, molti abitanti che vivevano, lavoravano a Zurigo, venivano, facevano poi pendolari verso Glarona. Tanto per avere un'idea ci vuole circa un'ora neanche, 40 minuti dalla capitale di questo cantone ad arrivare a Zurigo. E la scelta di mettersi insieme è partita proprio dalla volontà di conservare il proprio territorio, di preservarlo da ulteriori sviluppi, quindi da ulteriori sfruttamenti. Quindi pensate anche da questo punto di vista l'approdo qual è stato e qual è stata la partenza. Ancora una volta il discorso di sostenibilità. La Confederazione periodicamente vara degli stanziamenti specifici dedicati ai territori di montagna, addirittura alla protezione dei pascoli, dei boschi, delle aree incolte che devono rimanere tali. C'è un cantone, il Canton Grigioni, nella zona italiana della Val Poschiavo, che di recente, infatti lì c'è una polemica in corso notevole, molto interessante seguire anche le loro poi diatribe interne, è stato costretto a liberare il territorio, perché avevano a liberare il territorio nel senso di riportarlo allo stato quasi naturale, selvaggio, diciamo così, perché le quote di territorio libero, non urbanizzato e neanche utilizzato, sfruttato in ambito agricolo, erano state abbondantemente sforate, quindi è stato chiesto ai cittadini di rinunciare a quello che avevano fatto. È molto difficile il percorso, ma lo stanno facendo, tanto per dirvi anche in questo caso l'attenzione al territorio cosa riesce a portare in popolazioni di che vivono con questa logica della diversità rispettata sempre e comunque. Per loro questo è un principio sacrosanto, lo è sotto tutti i punti di vista, declinato in tutti i modi. E su questo devo dire, qualunque sia il colore politico delle forze che si avvicendano anche a livello cantonale, questi sono i principi cardine che restano, che sono scolpiti nel loro modo di vivere. Lo vedete lì, guardate, lo dicono sempre, nel patto federale, la nostra cultura, al di là delle differenze linguistiche e confessionali, e poi con lo spirito di collettività, che è un elemento fondamentale, che vive, lo si sente, lo si percepisce, è proprio nel DNA di queste persone. Quindi vedete, esistono esempi. L'abbiamo detto sin dall'inizio, non si vuole copiare, non si può copiare, perché la nostra cultura non è la loro. Ma alcune buone pratiche, alcuni spunti e come potremmo importarli, potremmo studiare. Si è fatto un cenno anche all'aspetto dei rifiuti, anche l'aspetto dei rifiuti è interessantissimo.
nella gestione, in questo caso a livello comunale, a livello cantonale, non decentramento, autonomia totale. I comuni sono del tutto autonomi, gestiscono come vogliono. C'è un solo obiettivo, un obiettivo cantonale. Ogni territorio smaltisce i propri rifiuti sul proprio territorio. Tanto è vero che la Confederazione, tutti i cantoni, ha almeno un termovalorizzatore. Da noi il discorso termovalorizzatore suscita scene di ogni genere, in qualunque regione si vada, in qualunque provincia ci si trovi. Loro, pensate un po', hanno scelto a livello di confederazione che ogni cantone possa smaltire i propri rifiuti, utilizzando che cosa? I termovalorizzatori, perché quando fu varata quella legge, quello era la tecnologia che tutto sommato garantiva i risultati in proporzione anche alla tipologia di territorio disponibile. Va bene, ci sarebbe molto altro, mi interrompo, altrimenti potremmo dire tempo alla discussione e avremo modo poi magari con le